Bene, voi siete qui nelle valli del Natisone, voi siete venuti da Pordenone, mi sembra da fuori, una volta superato Cividale avete preso la statale 54 che porta anche in Slovenia e all'altezza di Ponteacco vi siete fermati dove abito io, sia la destra che la sinistra del Natisone, dopo aver fatto il ponte di San Quirino, avete visto una vegetazione immensa. Questi boschi qua hanno circa 40 anni, perché se voi 40 anni fa, 45 anni fa venivate in questa valle, era un giardino. Io lo sottolineo questo perché erano tutti prati falciati, si vedevano solo le macchie degli grandi alberi che erano i castagni, che erano in mezzo al prato, perché venivano messi a dimora proprio perché si sviluppino a ombrello e producevano un'eccezionale quantità di castagne, era un mercato fiorentissimo. Questa vegetazione che piace a vederla, che è bellissima, porta il fresco, porta la bellezza e tutto, però si sta formando e bisogna, chissà quanti anni ci vorranno perché abbia un equilibrio il bosco che c'è. Le essenze legnose che noi abbiamo qua servono per tutto. Io le dico questo, che una casa delle valli del Natisone, caratteristica che si possono vedere nei nostri paesi, aggiustate coi beni ambientali, quindi hanno rispettato e tutto, tutta la casa è stata fatta di castagno. Pensi lei, dal tetto, dalle travi, ai pavimenti, poggiuoli, alle vetrine, ai tavoli, ai letti, tutto quanto è stato fatto in castagno, tutto con un unico legno, compreso le botti, i tini, le botti e tutto. Le essenze che noi vediamo, le principali essenze sono il frassino maggiore, il carpino e l'acero, no? Però in questo sottobosco che io ho sottolineato ci sono i rovi, le liane, ci sono piccoli... Allora, il bosco è suddiviso da cespugli, arbusti e alberi di alto fusto. Questa qui è la regola di tutti i boschi. Dove prevale i cespugli, il sottobosco, c'è questo disordine. Invece dove noi andiamo più in alto, noi abbiamo boschi, lì per esempio quello delle faggete, che sono le ultime che vanno, lì, quelle lì ormai sono già da anni. Certe volte il faggio non veniva tagliato, venivano tagliate a una certa altezza e faceva come il gelso la testa sopra, e quindi noi per i boschi abbiamo certe figure che sono belle, che poi hanno centinaia di anni, no? C'è un tiglio che avrà 1,50 m di diametro. Io quando l'ho visto era in piena salute, addirittura faceva delle stalattiti di legno che poi non arrivavano ad ancorarsi nel terreno ripido e sono rimaste arrotondate. L'anno scorso l'ho visto, è morto, sta morendo. E, diciamo, fra qualche anno crolla. Perché era lì quella pianta? Lì in giro abbiamo solo carpino nero, carpino bianco, che poi in quei posti disagiati hanno delle dimensioni non grandi, enormi. Quello lì è stato di proposito messo. Perché era? Perché lì c'è un sentiero che dal paese di Mersino, eccetera, attraversavano in questo territorio impervio. C'era questo sentiero che portava nel bosco, portava nei terrazzamenti dove c'era produzione, dove avevano magari 4 capre, qualcosa, perché si vede anche qualche rudere di qualche riparo, diciamo, piccolo. E quindi l'albero segnava il posto. Era pieno di piccoli sentieri che porta alla sorgente, porta al castagno, porta alla scorciatoia per venire a casa. Tutta questa rete è sparita, è difficile anche a rivederla. Il confine con la ex Jugoslavia era confine, vero e proprio. Proprio era un confine che rimane ancora questa roba, rimane ancora che insomma, Dio buono, qua era la Jugoslavia, adesso non c'è niente. Però il confine è una roba di
politica, è una roba di Stato, sono 2 governi che hanno messo il confine, non hanno messo il confine le persone del luogo, sia questi di qua che di là, perché quelli lì era sempre che si conviveva, a un certo punto è stato messo questo confine. Poi il confine qua era molto vigilato. La pattuglia della Jugoslavia, che era formata da militari della Bosnia, Serbia e quant'altro, noi lo vediamo scritti questi nomi ancora, finché non tagliano il bosco, sul Monte Mia. Quindi dove c'è il confine, sul Monte Mia, avevano tagliato il bosco 10 metri in Jugoslavia e 10 metri in Italia, lasciando liberi i cippi del confine, che da uno si vede l'altro, l'altro e così. E lì loro di là, si vede militari, ragazzi, hanno scritto, io ho fatto delle foto sulla sentieristica dove ho fatto delle diapositive dove c'è il nome che è di loro lì, no? Adesso noi siamo 200 metri sul livello del mare circa, no? Noi da qua adesso partivano il coltivato coi vigneti e poi c'erano i primi prati. I primi prati erano pieni di meli, ma non meli come adesso che noi abbiamo filari di meli eccetera. Nel prato c'erano meli di queste dimensioni, la seuca in particolare, che è una mela caratteristica proprio unica delle valli. Quei meli erano isolati, non venivano né potati né trattati, nulla, vivevano lì. Ecco. Da lì poi ci si alzava un po' su, c'erano altri prati. Perché dico questa differenza dei prati? Perché questi prati qui a basso li falciavano 2 volte all'anno. Invece gli altri prati, man mano che si andava su, se li falciava e gli ultimi che erano pronti verso la fine, che erano quelli più alti, diciamo. E a mezza quota incominciavano i prati che avevano i castagni. 1, 2, 3, 4 castagni, uno diverso dall'altro per avere le qualità. C'è una qualità, Ranaz si chiama, che ha proprio quel nome, che è stato anche recuperato negli innesti fatti dalla regione. Quello lì addirittura andavano a battere i ricci giù. C'erano persone che qua da noi lo chiamavano breberza, che vuol dire scoiattolo, andava su e buttavano giù i ricci. I ricci venivano portati dalle gerle a casa, ammucchiati, lasciati che si fermentino un poco così, e dopo con un paio di zoccoli e con un qualcosa pestavano e liberavano queste castagne. Questa qui era una primizia che fornivano al mercato un 15-20 giorni prima della raccolta normale delle castagne. Quindi venivano portate a casa e fatto tutto questo lavoro. Adesso non fa nessuno niente questo. Cosa succede? Il bosco che noi vediamo adesso soffoca questi castagni. Quando veniva messo a dimora il castagno in una proprietà o nel prato, eccetera, non veniva messo a caso, veniva scelto il suo posto. Magari c'era una parte pianeggiante che prevaleva sul resto del terreno e veniva messo lì. E quindi sotto era tutto pulito. Sotto, quando andavano a fare il fieno, quando c'era la fienagione, era una piccola casa, mettevano tutti gli attrezzi, ci si riposava sotto il castagno. In primavera vengono rastrellate tutte le foglie e i ricci, perché le foglie del castagno e i ricci non andavano bene per la lettiera degli animali, delle bestie, delle mucche. Quindi in ogni castagno grande c'era una piccola posizione dove in primavera veniva raccolto tutto questo materiale, pulito il prato perché era erba sotto, e veniva acceso nei momenti prima che venga la pioggia. A memoria mia non è mai scappato il fuoco, cioè si vedeva questi pennacoli in tutta la valle dove in primavera, prima della primavera, era tutto quanto pulito per poi aspettare l'estate e la fienagione.
il castagno veniva curato. Io oso dire che qualche volta col castagno ci parlo io. Trovarsi a un castagno di 300 anni e a guardarlo, ci dice tante cose, anche se non lo sentiamo parlare. Sotto il castagno c'è anche il pocivalu, chiamiamo noi, c'è una specie di tavolato grezzo di pietra dove lì banchettano durante la notte le crivapete, i scrat, queste figure mitiche che ci accompagnano. Quelle più importanti, noi abbiamo le crivapete, che sono delle donne, delle bellissime donne, che in ogni paese hanno una parte del bosco con grotte o con una sorgente un po' particolare, un po' anche timorosi, si andava a prendere l'acqua, sempre se si incontra o non si incontra qualcuno, sono queste figure che poi nella memoria dicono che loro hanno imparato a fare il formaggio, a fare la ricotta, a fare la gubana, danno consigli, però certe volte se non ci si comporta bene ci sono anche delle reazioni. Il bosco prevaleva lungo i canaloni, perché lungo i canaloni, lì, tra i canaloni vuoti, c'era magari, venivano, quando c'erano grandi piogge, veniva l'acqua e qualcosa, lì c'era come una grande siepe enorme, diciamo, che tagliava i prati, che li divideva, diciamo. Poi nei boschi noi abbiamo piante, l'acero per esempio, i castagni. Allora, il castagno selvatico è utilizzato per lavoro, per fare la casa che vi avevo accennato, col castagno selvatico, col castagno innestato non si fa niente, nulla. Non è neanche il caso cioè non serve, produce solo le castagne e basta. Questi alberi qua poi erano per fare dei lavori vari, perché uno poteva sì fare la casa, ma magari il letto la faceva in ciliegio, perché è un legno caldo, è un legno che è diverso. Il frassino veniva utilizzato per lo più, diciamo, più che utilizzarlo in una casa, in una famiglia, veniva utilizzato per le palestre, veniva utilizzato per mobili, per altre cose. Ma ogni legno, anche più semplice, aveva il suo posto. C'era anche lo spazio per il bosco, però dove c'era il bosco era sempre pulito un po', cioè fino al sotto il bosco veniva falciato, veniva recuperato, era utile, ecco, era tutto utile. Ecco, qua sono alcuni attrezzi che venivano utilizzati sfruttando il bosco. Questo qui è un cesto che con i giunchi del natisone sul greto venivano raccolti per poter fare questa qui veniva naturalmente anche di dimensioni più grandi ed era un po' elegante. Questa qui invece che trasporta la legna o qualcosa non è stata diciamo spellata eccetera, è rimasta grezza. Questa qui è la gerla, che sono di queste dimensioni anche più grandi, perché portavano le foglie per mettere sotto le bestie e portavano i ricci quando era da fare la primizia. Qui invece è il rastrello, questo è nuovo di zecca, l'ho portato ecco, è fatto con 3 legni. Questo qui è il nocciolino, che è il manico leggero. I denti sono in corniolo, che è il legno più duro che abbiamo, e il supporto, che è di noce. Allora, i denti erano stagionati anche 10 anni, eccetera. Questo qui invece aveva una stagionatura di stagione, perché una volta fatti i buchi, i denti venivano messi da questo lato, il rastrello veniva riposto, lo facevano d'inverno, venivano risposto e quando si asciugava, quando maturava il supporto, che è di noce, stringe i denti. I denti non escono più fuori e rimangono per sempre. Verranno consumati così, ma non si succede niente. Quelli consumati e così non vengono buttati via, ma li tengono magari per smuovere un po' la terra nell'orto per mettere radiche o verdure.
Tutto quello che magari vi ho detto o che manca ancora da dire l'ho appreso in casa, in famiglia, dove si cresceva e si maturava tenendo in considerazione tutte queste cose. Cioè, quando si parla di natura, la natura piace a tutti, dai bambini ai grandi e ai più vecchi, anche ai nonni, perché anche loro hanno in mente qualcosa di bello della natura. E questo qui la Vallata lo può dare ampiamente.